Benvenuti nel mio angolo di pasticceria e rosticceria napoletana. Oggi è la volta di una ricetta salata, ossia del casatiello napoletano ma salsiccia e friarielli. I friarielli che sono? Sono questa specie di broccoletti che noi a Napoli usiamo molto come contorno, è buonissimo, fatto con aglio, olio e peperoncino. Questo. Quando è il loro periodo stagionale hanno questi fiorellini vicino alle foglie. Prima di iniziare la lavorazione dei friarielli e delle salsicce andiamo a fare prima un impasto semplicissimo a mano. Iniziamo a sciogliere il lievito nell'acqua. Andiamo a sciogliere semplicemente il lievito di birra nell'acqua, ovviamente il lievito è sempre facoltativo al periodo che facciamo l'impasto. Se è estate possiamo mettere anche la metà del lievito. Quindi acqua e lievito e farina di media forza, quella per pizza. Inseriamo sale e zucchero insieme e lo strutto è caratteristico proprio del casatiello, e inseriamo l'acqua e il lievito all'interno. Questo impasto non ha pepe come l'impasto del casatiello, perché andiamo a mettere il peperoncino all'interno di friarielli che sarà abbondante. Quindi facciamo questo impasto facilissimo, io lo faccio addirittura a una mano, mettiamo tutti gli ingredienti insieme e poi mi vado a pulire la mano con un po' di farina. Vado ad amalgamare il tutto pulendo il tavolo e faccio riposare l'impasto così per circa 5 minuti. Poi dopo 5 minuti lo vado a dare un'altra pirlatura in questo modo e faccio riposare 15 minuti. Dopo 15 minuti un'altra pirlatura ancora e vado a mettere all'interno del recipiente con cui ho fatto l'impasto senza spoccare un'altra ventola, un po' di farina sotto e pellicola trasparente all'esterno. Adesso facciamo lievitare l'impasto il triplo del suo volume. Mettiamo in un ambiente caldo fino a 30 gradi. Possiamo mettere anche in un forno impostato a 30 gradi, poi spegniamo e lasciamo l'impasto all'interno. Quindi adesso con friarielli puliti e privati dallo stelo grande e sciacquati li andiamo a cuocere sul fuoco con una padella, aglio e olio. Diciamo che per questa lavorazione non c'è proprio una vera e propria ricetta, perché l'olio è facoltativo, diciamo, quanto basta ho segnato, perché più ce ne mettete più è saporito. Quindi uno spicchio d'aglio, olio e peperoncino, bella padella rovente, noi a Napoli diciamo arraggiati, sono friarielli arraggiati perché si vanno a cuocere direttamente all'interno dell'olio, facendo attenzione di non bruciacchiare, anche se perché a me mi piace un po' più diciamo bruciacchiato il friariello. In questo caso mettiamo il sale e chiudiamo. Vado a togliere l'aglio che ho soffritto precedentemente, metto il sale e copro sempre con il coperchio per far cuocere bene e vado a fare appassire bene i friarielli. A un certo punto metto le 3 salsicce grandi, vado a privarle dell'involucro esterno facendo la salsiccia sbriciolata in questo modo e vado ad amalgamare sempre il tutto cuocendo a fiamma medio-bassa, così si va a cuocere per bene. Metto il coperchio e vado a girare di tanto in tanto. Eccolo. Quindi a un certo punto il tutto è pronto, ci vorranno 15-20 minuti di cottura a fiamma bassa ed è ben appassito, vedete i friarielli sono ben appassiti e il tutto è cotto alla perfezione. Quindi ancora caldi vado a tagliare, così non ho difficoltà quando vado a tagliare il casatiello. Io all'interno del casatiello salsicce e friarielli inserisco la provola affumicata napoletana. Ovviamente si può sostituire con qualsiasi latticino di tipo solido. Quindi impasto che è quadruplicato il suo volume è pronto. Andiamo a completare il casatiello. Vediamo che non c'è un tempo, dopo almeno 2-3 ore l'impasto è anche quadruplicato anziché triplicato. Vado a togliere 50 grammi per fare la decorazione esterna con le salsicce, proprio tipica come il casatiello, anziché le uova metteremo la salsiccia. Quindi l'impasto lo vado a pirlare in questo modo e lo faccio riposare 15 minuti prima della stesura. Quindi quando è ben riposato addirittura si può stendere con le mani. Io metto un po' di farina per lavorare, si stende tranquillamente con le mani. Io faccio vedere anche con mattarello, do prima la larghezza e poi vado di lunghezza in questo modo. Quindi facciamo un salsicciotto, diciamo così, bello largo, uno stampo da 28 ben imburrato con burro, oppure addirittura strutto come ho fatto io. Quindi
vado a inserire tutti i friarielli e salsicce che abbiamo cotto, freddi, e vado a inserire la provola affumicata tipica napoletana, vedete, è spettacolare, cola e latte, e potete inserire qualsiasi latticino, anche mozzarella o altro. Ecco qua, io vado in questo modo ad arrotolare dall'inizio ben stretto, perché deve essere ben stretto, altrimenti quando si va a tagliare vanno a cadere tutte le salsicce e i friarielli dal casatiello. Quindi la parte finale vado a stendere in questo modo per far attaccare un po' vicino al bordo finale di questo salsicciotto creato. Quindi con farina vado a lavorare sotto per andare comodo e poi alla fine vado a mettere nello stampo, e a occhio un po', diciamo, la misura sarà un 45-50 di larghezza per far aderire tutto lo stampo da 28 cm. Quindi vado a prendere 5 pezzi di salsiccia, io faccio la metà della salsiccia grande, salsiccia piccola, per fare la decorazione esterna, per simulare le uova uguali a quella del casatiello classico. Quindi il restante pezzo che avevo conservato vado a ottenere 10 pezzi che saranno le grigliette laterali per le salsicce. Quindi faccio questo bastoncino e vado ad arrotolare la salsiccia in questo modo, chiudendo bene. Quindi faccio il secondo e voilà. In questo modo saranno 2 per 5, 10 pezzi. Quindi vado a inserire all'esterno del casatiello proprio come le uova, per simulare le uova. Diciamo che questa è una mia invenzione per simulare il casatiello. Il casatiello è pronto, lo facciamo lievitare fino al bordo dello stampo a una temperatura di sempre 28-30 gradi massimo. Mettiamo sempre in un ambiente caldo e sarà pronto. Quindi il casatiello è lievitato fino al bordo, andiamo a preriscaldare il forno alla temperatura di 190 gradi e inforniamo il casatiello forno statico per circa 30 minuti, poi altri 15 minuti forno ventilato sempre 190 gradi. Quindi io vado a mettere al lato basso del forno il primo piano, potete mettere anche solo statico o ventilato, sempre 50 minuti. Io ho messo prima statico e poi ventilato per una questione di cottura omogenea. Dopo circa 45-50 minuti è pronto. Quando è ben freddo, con l'aiuto di un coltellino lo andiamo a sformare, il piatto sopra, e voilà, al contrario. Veramente c'è un odore spettacolare in casa di salsiccia cotta, friarielli, peperoncino, mamma mia. La parte più bella, il taglio. E il taglio la dice lunga, guardate che spettacolo. All'interno un casatiello morbidissimo con un odore intenso del friariello napoletano che rilascia anche quell'odore e anche il sapore di amarognolo. Guardate all'esterno e anche all'interno. Io vado a togliere prima la salsiccia per mangiarla, perché non c'è l'uovo ma la salsiccia. Guardate che spettacolo, morbidissimo. Questo assaggio è un po' più particolare perché si può mangiare anche prima la salsiccia all'esterno. Senza dover giustamente sbucciare l'uovo, ma è diretto. E poi andiamo a assaggiare questo spettacolo. Mm.